In una città blindatissima è stato il giorno di Agrigento con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale va gratitudine per la prestigiosa presenza e per avere costretto chi amministra a restituire un'immagine di civiltà alle strade nelle quali è stato previsto il suo passaggio. E oggi la diretta della RAI ha dato impulso e immagini a quel titolo, Capitale Italiana della Cultura, che ci ha portato sulle cronache nazionali e internazionali, purtroppo non sempre esprimendo una vocazione culturale della città che è stata additata come esempio di malamministrazione e arretratezza. Speriamo dunque che la diretta RAI di oggi restituisca dignità ad una popolazione profondamente ferita nei suoi vasti segmenti in cui si collocano cittadini onesti ed operosi che rischiano quotidianamente facendo impresa tra mille difficoltà, intellettuali lasciati ai margini, giovani lontani dalla loro terra a causa di una politica miope e autoreferenziale. Una gestazione e un parto travagliatissimi, quelli di Agrigento Capitale della Cultura, in cui le pesanti assenze istituzionali verificatesi alla presentazione romana e la corsa ad Agrigento ieri di Schifani, che guida anche lui quel governo che a livello nazionale, regionale e locale è stato accusato di avere gestito con approssimazione la prima capitale della cultura sotto l'egida del centrodestra, hanno certamente delineato una situazione di difficoltà. Per obiettività e correttezza delle informazioni, quanto ciò possa essere strumentale, ce lo chiediamo anche noi che abbiamo constatato l'instaurarsi di un sistema in cui la politica è oramai avvezza ad avviare macchine del fango finalizzate alla distruzione dell'avversario. E poi una comunicazione non scrupolosamente progettata e studiata si è lasciata scappare con grande ingenuità, panni sporchi da lavare in famiglia, ritardi imputabili a cambi di vertice, cartelli stradali divenuti simbolo dell'anticultura. È fondamentale avere consapevolezza di come in una situazione del genere le informazioni vadano ben calibrate, responsabilmente controllate e le parole pesate e valutate nella loro più ampia accezione, proprio perché fossero aderenti ad un'ottica di promozione dell'immagine e non generassero alcun equivoco, tralasciando qualunque improvvisazione del momento. Non è facile gestire un fardello del genere e ne siamo consapevoli, ma gli agrigentini sono profondamente rattristati da quel "se è così è un'occasione persa" detta dall'ex ministro Sangiuliano. Ribaltare dunque quest'ultima dichiarazione diventa obiettivo di qualunque persona responsabile, che amministri, che sia semplice cittadino, che si senta parte di una comunità che oggi ha un'occasione per crescere. Buon anno da Capitale della Cultura, Agrigento.